Adesso invece ce ne andiamo a Manduria, nel centro messafico, a parlare di qualcosa purtroppo di non particolarmente divertente, anzi, e lo facciamo accompagnati da chi quel territorio lo conosce, lo vive e lo sa raccontare. Bentornato a Giusy Alemannu. Grazie per l'invito e un buon ascolto a tutti gli amici di Radio Cittadella. E allora ti informo in realtà che siamo anche TV adesso, TV. Quindi anche il canale 94 c'è chi ti vede persino. Addirittura. Capito? Allora, di che parliamo? Parliamo di un'altra storia portata alla luce qualche giorno fa da Nazareno Di Noi, cronista di razza di Manduria, a proposito di un uomo trovato senza vita su una panchina a settembre dello scorso anno. Sono indagati in 3 persone, 2 dei quali sono minori. Lo avrebbero picchiato questo senza fissa dimora, pare, ma questo è tutto da verificare, per degli apprezzamenti fatti sulla fidanzata di uno di loro. Ma al di là, ecco, del fatto in sé, questa storia purtroppo richiama alla mente, tristemente, Giuse, anche la storia di Antonio Stano, se vogliamo, quel 65enne con problemi psichici torturato dalla baby gang degli orfanelli, e poi insomma altri fatti che in qualche modo hanno riguardato i minori. Purtroppo Manduria appare, come dire, particolarmente, come dire, colpita da questi fenomeni di ragazzini. Perché? C'è un motivo particolare secondo te, o come dire, in realtà sono solo casi, o magari a Manduria veniamo a saperlo e lo raccontiamo e succede un po' ovunque? Io credo che prima di tutto bisogna usare molta prudenza quando si tratta di minori, molta prudenza e molta cautela. Quindi ci sono questi avvisi di garanzia, ci sono queste accuse mosse nei confronti di questi ragazzi. Aspettiamo i risultati delle dell'inchiesta, notizie certo, più circostanziate prima di. Sicuramente c'è un clima negativo, sicuramente un clima conflittuale, in cui questa mia città è caduta. Non si riesce a venirne fuori, non si riesce a venirne fuori con semplicità, non si riesce a venirne fuori con velocità. Dispiace che a parlarne debba essere chi come me o come altre persone, come Nazareno. Alla fine sono degli operatori culturali, sono degli operatori dei giornali, della carta stampata, delle notizie, e che non sia magari non siano altre energie che dovrebbero essere maggiormente deputate alla salute della città. Non voglio provocarti. Quando raccontammo tempo fa un omicidio terribile che è avvenuto, quello di Natale Nasel Baticiari, che fu accoltellato non so quante volte in un'auto e poi buttato, diciamo, da un cavalcavia, io mi permisi di sentire il sindaco di Manduria, Gregorio Pecoraro, che lo definì un episodio spiacevole, o insomma adesso non sgradevole, spiacevole, adesso non ricordo esatto, però ecco, non è come dire, quel ragazzo di 21 anni era stato ucciso da un 19enne. Esattamente. E da altri 2 più o meno coetanei, tutti condannati, diciamo, a pene pesantissime, sì, in primo grado. Però ecco, quello che mi chiedo è, se un sindaco mi risponde così, non sta sottovalutando il problema? Allora, prima di tutto bisognerebbe chiederlo a lui, perché non mi permetto di rispondere al posto, certo, del sindaco di Manduria. Né me lo sognerei mai, neanche nei miei peggiori sogni. E ostinarsi a non vedere che cosa è successo alla mia città, alla nostra città. Quando, certo, parlo di nostra, parlo di un plurale molto allargato, perché Manduria è una città grande, molto bella, di grande fascino. Ma guarda, io credo che sia bello anche nostra terra, perché in qualche modo riguarda anche noi, che magari non siamo proprio fisicamente di Manduria, ma condividiamo non solo la parte geografica, ma anche tanti aspetti culturali con una terra del sud come Manduria. Guarda, Manduria è a modo suo una città straordinaria, meravigliosa madre di individui, pessima madre di gente. E non riusciamo ad essere comunità, non riusciamo ad essere comunità. E quindi questa sorta di isolamento che ci siamo autoimposti inevitabilmente crea delle continue differenze, e queste differenze, quando vengono portate a livello più giovanile, più infantile, perché qua stiamo parlando proprio di minori, creano disastri.
disastri che sono quelli che hai appena nominato, perché i disastri sanguinari, perché qua non stiamo parlando, sai, della baby gang, del bullismo, ma qua stiamo parlando non ero io gente, che citofonavo e scappavo, diciamo, ecco. Era gente che uccide, e in maniera anche, come efferata, dire, crudele. Esattamente. Parleremo però anche di altro di Manduria, perché come dici tu è madre di ottimi individui e di pessima gente, e quindi diciamo forse presi singolarmente magari sono tutti come dire, ragazzi anche d'oro, se vogliamo. Poi succede qualcosa che non riusciamo a comprendere. Non siamo psicologi, non entreremo nelle dinamiche, ma proveremo. Soprattutto c'è qualcosa da dire, bisogna parlare del fallimento di chi come me opera nella cultura, e allora parleremo. Non siamo riusciti nonostante il nostro impegno a trasmettere. Ti interrompo perché dovevo andare in pubblicità, ma appena torniamo ripartiamo esattamente di qua: l'impegno della cultura, degli intellettuali, ma anche delle istituzioni. Restate con noi. Billy Idol, forse per provare a ricordare anche un attimo quei dolci 16 anni, quell'adolescenza in qualche modo, che dovrebbe essere uno dei momenti più spensierati, più, come dire, più leggeri, se vogliamo, non superficiali, ma leggeri della vita di ciascuno. Invece in alcuni casi diventano purtroppo dei momenti in cui fare i conti col proprio passato, perché non si è mai solo carnefici e basta. Stiamo parlando di minori diciamo complicati nel territorio ionico in generale, usando Manduria come diciamo caso emblematico di questa cosa, ma in realtà lo abbiamo raccontato anche a Taranto, a Rione Tamburi, in una serie di altre zone, con Giuseppe Alemanno, scrittore, insomma operatore culturale, ma soprattutto profondo conoscitore del nostro sud. Stiamo provando a capire che accade. Una delle cose con cui ci siamo lasciati era che stavi dicendo, Giuseppe, dobbiamo anche ammettere il fallimento di noi uomini e donne di cultura in alcuni territori. Sì, bisogna, se non si parte da un'autocritica è difficile raggiungere un risultato. I fatti criminosi che riguardano i minori possono essere considerati un effetto, non certo la causa del disastro di questa giovane generazione. Noi non siamo stati capaci di trasmettere i valori della cultura, non siamo stati capaci di trasmettere i valori di civiltà. Se addirittura abbiamo dei ragazzi che non hanno raggiunto il 18° anno di età che commettono dei crimini così efferati. Se non si parte da una oggettiva... E perché non siamo riusciti a farlo? Ma probabilmente ci sono state molte cause. Una è anche dovuta all'impoverimento demografico, perché tante ottime energie umane sono andate via perché non hanno trovato uno sfogo lavorativo adeguato, professionale adeguato, quindi sono rimasti troppo spesso i garantiti da famiglie, da lavori fatti da generazioni precedenti, mentre chi aveva bisogno di trovare una realizzazione è dovuto partire. Quindi inevitabilmente si è impoverita il bagaglio di umanità che è a disposizione di una comunità. Anche parlando di Manduria, l'essere scesi al di sotto di quella soglia psicologica dei 30.000 abitanti, adesso Manduria è 29, poco più di 29.500 abitanti, quella soglia psicologica è molto indicativa su quanto questa città purtroppo si sia impoverita sotto tutti i punti di vista. Due domande e ti chiedo delle risposte flash, perché altrimenti rischiamo di non farcela. La prima: c'è un atteggiamento snob da parte nostra? Non credo di essere un uomo di cultura, però ecco, credo di essere sicuramente uno di quelli che con l'età diciamo sta ben oltre i ragazzi, quindi c'è un atteggiamento snob da parte nostra nei loro confronti se non riescono a comprendere quello che noi apprezziamo? Probabilmente sì, c'è un atteggiamento di sufficienza. Non c'è una oggettiva partecipazione, non si riesce a capire fino in fondo che tipo di tensioni vivano questi ragazzi, quindi molto spesso si bypassano considerandoli forse un fastidio o un incidente di percorso. Etichettandoli in qualche modo troppo velocemente. Chiudiamo con... chiudiamo, in realtà sarebbe da aprire un altro capitolo, ma non ce l'abbiamo. Siamo ancora in tempo per provare a invertire la rotta o ormai è già troppo tardi? Io sono un inguaribile ottimista, siamo sempre in tempo per
invertire la rotta, sempre, perché noi dobbiamo guardare non soltanto a chi oggi sta incontrando le difficoltà giudiziarie conseguenza delle proprie azioni, ma dobbiamo guardare ai ragazzi che oggi hanno 11, 12, 13 anni, per impedire che affinché venga impedita la ripetizione di certi episodi e di certe cadute. Grazie a Giuseppe Alemanno per essere stato con noi. Naturalmente torneremo a disturbarti presto, molto presto. Quando volete, e un affettuoso saluto ai radioascoltatori e a chi vede ai telespettatori di Radio e TV Cittadella.